Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di uno dei luoghi francescani della Valle Santa Reatina. Siamo a Poggio Bustone, il comune si trova a 756 metri sul livello del mare e conta più di 2000 abitanti. Nel corso della puntata rivivremo le fasi salienti della settimana francescana. Mettetevi comodi, scopriremo tante cose belle. A voi Poggio Bustone! Più di 1000 anni che il paese è nato, sopra d'un colle è stato edificato, il sorgere del sole l'ha baciato, fino alla sera quando è tramontato. Da poco che era nato lo paesello, ci venne San Francesco a battezzarlo, li salutava tutti il poverello, accompagnato dallo tamburello. Io sono Omero Parmeggiani, il tamburista della banda di Poggio Bustone. In più sono 42 anni che noi facciamo il buongiorno buona gente dato da San Francesco con il tamburo, tutto il giro del paese interno, e dietro di me c'è il sindaco che dà il buongiorno a tutte le famiglie del paese di Poggio Bustone e inizia dall'entrata di San Francesco nel basso paese di Poggio Bustone. Noi iniziamo alle 3 e finiamo la mattina alle 5:30, 6. Buongiorno Serraninotto! Buongiorno Rubimarca Walter! Io sono un gigante dicendo che sono di Poggio Bustone, è il paese più bello d'Italia per me. Sono Antonio, il figlio di questo paese, e ho l'onore e il piacere di essere stato eletto sindaco. È un paese che va rispettato per quello che è stato, per quello che è e per quello che sarà. Un paese dai trascorsi da vicende storiche, in particolare medaglia d'argento al valor militare per la lotta partigiana, uno dei primi luoghi in cui si è vista la liberazione dell'Italia. Un paese beato con l'accoglienza che abbiamo riservato per San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, che è stato accolto dopo essere partito da Assisi, anzi quasi inseguito, che la famiglia non ne condivideva la scelta spirituale che aveva fatta Francesco. In questo paese ha trovato alloggio, il luogo ideale per la sua spiritualità, il luogo in cui Francesco è potuto entrare in simbiosi con il creato, con Cristo. Quindi noi che abbiamo come Poggio Bustone questo piacere, abbiamo tutto l'interesse a salvaguardare l'ambiente, salvaguardare il territorio, l'immagine di San Francesco, perché ne siamo fieri e orgogliosi. Per noi il nostro convento, con l'antistante piazzale delle missioni, significa che il francescanesimo è cresciuto in questi luoghi. Poggio Bustone è un balcone sulla piana, è un balcone su questa valle che grazie a San Francesco si dice la Valle Santa. Le discese ardite e le risalite sul cielo. Questo paese ha dato i natali a Lucio Battisti, figlio di questi luoghi. Queste immagini, questi scorci, queste vedute
Le discese ardite e le risalite sono le strade che faceva per scendere la frazione per andare a imparare la musica, perché è un paese che sta in pendenza, stiamo sugli 800 metri e scendeva 400 metri di corsa per andare a imparare la musica. Stalattiti sul soffitto, i miei giorni con lei. O come altri esempi piccoli che per uno che legge dice ma non so che cosa sia, ma il sole che trafigge solai. Per noi erano i solai che le case povere, perché chi è vissuto in questo paese è gente povera, che i solai in legno ci passava il sole, significava la povertà. Torno già a volare, le distese azzurre. Un'altra caratteristica di questo posto è il volo libero, uno dei meglio cieli d'Europa per il volo libero, che si è sviluppato sia a Rieti per quanto riguarda il discorso degli alianti, ma da noi con la pratica del deltaplano e con la pratica del parapendio. Queste cose perché? Perché in questo posto beato si vola, si inarga, si sogna. È un paese che dà un sorriso a tutti, un'accoglienza a tutti. Con questo spirito vogliamo ospitare la gente che viene a trovarci, perché stare qui è rilassante, è tonificante, rasserena gli animi, la mente e il corpo. Venite a Poggio Bustone. E poi giù il deserto, e poi ancora in alto, con un grande salto. Il santuario francescano veglia sulla Valle Santa Reatina e su Poggio Bustone. Andiamo ad incontrare il padre guardiano. Pace e bene a tutti, ecco siete nel convento di Poggio Bustone, il primo luogo che nasce dalla presenza di San Francesco qui nella Valle di Rieti. Un santuario importante perché legato all'esperienza del perdono e della missione francescana. Qui Francesco, venendo da Assisi nel settembre del 1208 con i suoi primi 6 compagni, dopo un momento di incomprensione con gli abitanti della sua città, decide di fermarsi qua perché affacciandosi dall'alto di questa valle si innamora di questo luogo, di questo verde, di questa montagna, della pietra che Francesco ha sempre presente come l'essenzialità della vita e quindi che lo riporta a Cristo che è pietra angolare su cui costruire la nostra vita. Ecco, Francesco decide di fermarsi qua con i suoi primi 6 compagni. Un'esperienza molto intensa che vive non solo qui, dove fisicamente oggi sorge il santuario, costruito a partire da una piccola chiesa dedicata all'Apostolo San Giacomo e sulle grotte che Francesco abita con i suoi primi compagni. Francesco non solo, dicevo, abita qui, ma si muove anche sulla montagna dove oggi sorge il cosiddetto Sacro Speco, che è la cosiddetta grotta delle rivelazioni, dove Francesco avrà certezza che il Signore lo ama, lo perdona e cancella tutte le sue colpe. La tradizione darà poi un corpo a questo perdono, a questa riconciliazione con la figura dell'angelo, che da sempre, se noi attingiamo al mondo biblico, è l'immagine stessa di Dio che si rivela, che parla. Quindi Francesco qui scopre l'amore grande di Dio e quindi il desiderio di annunciare questo amore. Da qui partirà con i suoi frati per una delle prime missioni francescane. Francesco giunge qua, dicevo, nel 1208, quindi passando per il paese la tradizione vuole che abbia salutato le persone con il tipico buongiorno, buona gente, un saluto che esprime da un lato il desiderio di creare una relazione immediata con le persone che incontra, il buongiorno questo esprime, e il buona gente perché comunque Francesco sa vedere il bene e il buono presenti in ognuno. Infatti ognuno di noi è immagine di Dio che è ogni bene, tutto il bene, il sommo bene. Da questo luogo poi Francesco si muoverà, raggiungerà gli altri luoghi dove oggi sorgono gli altri 3 santuari, Greccio, Fontecolombo, la Foresta, ognuno legato a un episodio particolare, a un'esperienza particolare del Santo di Assisi. Poggio Bustone perché è importante? Perché ancora oggi è meta
di tanta gente che viene per respirare la spiritualità che è effusa, no? Quindi che promana da questo luogo, una spiritualità ancora intatta, il silenzio, la presenza della roccia, soprattutto la spaccatura della roccia che ci ricorda la passione e la morte di Cristo. Lo stare di Francesco nella spaccatura della roccia è uno stare tra le ferite aperte della passione di Gesù, la possibilità di pregare, di rimanere in contemplazione. E sono tanti i gruppi, soprattutto stranieri, che vengono qui per un'esperienza spirituale, tanti i pellegrini che percorrendo i vari cammini, qui a Poggio Bustone ne passano finora 7, restano qui, decidono di ritemprarsi per poi ripartire con lo zaino verso nuovi itinerari. E poi Poggio Bustone comunque rimane il luogo della certezza che Dio ama, che Dio è misericordia, di un Dio che non si stanca mai di usarci misericordia. Siamo noi che ci stanchiamo di chiederla, come ha detto anche Papa Francesco. Il convento è dedicato a San Giacomo Apostolo perché anche questo era uno dei tanti possedimenti dell'abbazia di Farfa. Quindi anche qui, come alla Porziuncola, come a Fontecolombo dove c'è la Maddalena, esisteva una piccola cappella dedicata appunto all'Apostolo San Giacomo, che poi sarebbe Santiago, quello del cammino di Compostela, San Giacomo il Maggiore appunto. Quindi Francesco trova questa piccola cappella e, come lui dice nel testamento, volentieri dimoravamo nelle chiese. Per Francesco le chiese non sono solo i luoghi di preghiera, ma sono i luoghi anche da abitare, tant'è vero che la prima cosa che fa Francesco una volta che arriva in un luogo è pulire l'ambiente sacro per renderlo bello e degno. Abbiamo l'arte antica, quindi le lunette del chiostro, che è l'unico chiostro della Valle di Rieti che presenta oggi degli affreschi legati alla vita di Francesco. Gli affreschi che sono per esempio nel vecchio refettorio, non solo l'Ultima Cena, fino ad arrivare alle opere moderne, che sono non solo il magnifico crocifisso, l'icona che troneggia al centro dell'arco trionfante della chiesa, opera di un'iconografa di oggi, Luisanna Garau, che ha studiato con i maestri russi, ma anche opere di Piero Casentini, un altro autore contemporaneo che, oltre ad aver realizzato delle opere, delle statue, sia in chiesa sia nel santuario di San Francesco, ha anche qui una mostra permanente ed è conosciuto a livello internazionale. Qui il 3 ottobre è il momento in cui noi frati in tutto il mondo ricordiamo il transito di San Francesco, cioè il passaggio da questo mondo al Padre. Poi il 4 ottobre chiaramente è la festa di Francesco, anche se in effetti lui è morto il 3 ottobre, ma i primi vespri della domenica, quindi era già considerato il 4. Ecco perché la festa poi viene celebrata il 4 ottobre. Altre feste qui legate al santuario e alla spiritualità francescana sono la festa del 2 agosto, dove c'è appunto questa festa del perdono. Il perdono nella vita di Francesco ha una grande importanza. Qui a Poggio Bustone si ricorda Francesco che riceve il perdono delle sue colpe, quindi dei peccati commessi in gioventù, un episodio che risale al 1208. Il 2 agosto in tutto il mondo francescano invece si ricorda l'indulgenza plenaria della Porziuncola, che è del 1216. Qui le due feste coincidono ma non si confondono, ecco la cosa importante. In questi luoghi i frati come possono accolgono i pellegrini, accolgono i viandanti, ma in maniera molto semplice e spartana. Non c'è che una vita alberghiera, c'è una vita di accoglienza tipica francescana, dove nella foresteria, avvisando i frati per tempo, ecco, si possono accogliere i pellegrini che nei vari percorsi di fede e di vita decidono di attingere un po' di pace da questi luoghi che sono ancora oggi forti per la presenza di Francesco. Da qualche anno le associazioni di Poggio Bustone organizzano all'interno del centro storico un percorso enogastronomico. Prima dell'apertura delle cantine abbiamo incontrato uno dei rappresentanti di queste associazioni. A voi la gastronomia!
anno il gruppo CAI di Poggio Bustone, in collaborazione con tutte le associazioni che si adoperano nel territorio, organizza l'evento di San Francesco a Poggio Bustone. È una manifestazione che prende tutto il centro storico e all'interno del centro storico abbiamo scelte 5 cantine che rappresentano la storia di San Francesco, e ogni cantina cura un proprio pasto che si faceva ai tempi di San Francesco. Iniziamo dal prologo che insieme all'associazione Cometa cura una mezza specie di antipasto con bruschetta al pomodoro e altri tipi di salsicce, formaggio, tutto ciò che è prodotto nel nostro territorio. Poi arriviamo alla cantina dell'accoglienza, che è la cantina a cui è dedicato il gruppo CAI Poggio Bustone, dove fanno 2 primi. Uno è tagliolini al lardo sfritto, lo dico così come noi lo diciamo nel nostro gergo. Un altro primo sono la pasta tagliata tipo fregnacce, noi le chiamiamo, con dei fagioli. Dopodiché si va alla cantina, per quest'anno una novità che è stata curata dall'associazione polisportiva Podium di Poggio Bustone, e lì verrà fatta la polenta, come si faceva una volta. Poi si percorre all'interno del centro storico e si arriva a 2 cantine. Una cantina che è dedicata ai secondi piatti, dove lì verranno fatte fagioli e salsicce, e dei contorni che sono le patate fritte, preparati dalla banda musicale e il comitato femminile 2014. Poi vicino a questa cantina abbiamo pensato anche dei dolci, ma non i classici dolci che troviamo oggi nelle pasticcerie, ma i dolci secchi, i dolci poveri che si facevano una volta. I dolci sono del comitato di Borgo San Pietro, che è una frazione di Poggio Bustone. Tutti coloro che hanno mangiato, che hanno degustato questi prodotti arriveranno qui a Piazza Regina Aerea, dove verrà fatta una piccola festicciata. Il titolo è un titolo nobile della manifestazione. San Francesco, arrivando a Poggio Bustone, disse buongiorno buona gente. Noi abbiamo ripreso anche il titolo buono giorno buona gente, per rappresentare quello che era San Francesco a Poggio Bustone. Questo è il messaggio che noi come associazioni, io lo dico a nome di tutte le associazioni, vogliamo dare al nostro territorio. Un altro piatto tipico di Poggio Bustone è la porchetta. E dopo aver conosciuto il padre guardiano del santuario francescano, andiamo ad incontrare il parroco di Poggio Bustone. La primitiva chiesa, diciamo, l'originale, risale intorno all'anno 1000, quindi è questa che vediamo, diciamo, orientata sempre verso oriente, come tutte quante le chiese. Poi nel 600 ha preso la forma attuale. La chiesa originale, appunto quella che vide San Francesco quando venne, è questa piccolina, dove ci sono quegli affreschi della fine del 400, l'inizio del 500, su 3 livelli, 3 registri. Da notare anche in particolare nella figura del Cristo, quel flusso di sangue che esce proprio dal costato, che si spande, parte cade nel calice e parte si spande proprio per indicare un pochino, ecco, questa gratuità della grazia che il Signore offre a tutti per la salvezza. Ecco, qui la chiesa dedicata a San Giovanni Battista. La gente sente molto, ecco, le feste patronali, a cominciare da Sant'Antonio Abate, anche perché Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali che non solo, ma anche aiutavano l'uomo nella coltivazione, nei lavori, nei campi, nella montagna, eccetera. San Felice Martire, che dalle catacombe il Papa dava a questi paesi che stavano, specialmente paesi di confine dello Stato Pontificio, come un suo interessamento, proprio per dire, ecco, sì, voi state lontani, però la Chiesa è presente, diciamo, in mezzo a voi. C'è un crocifisso del 600, miracolosamente si è salvato, l'hanno ritrovato come un tizzone fumante ed è rimasto una parte, appunto, di questo crocifisso che sta lì. Poi c'è una Madonna bambina del 600 in cera, c'è appunto la devozione alla Madonna bambina.
Nella speciale serata dedicata al poverello d'Assisi, la banda orchestra di Poggio Bustone ha portato la propria musica. A voi l'ascolto. La banda orchestra di Poggio Bustone questa sera ha voluto presentare questo nuovo brano, arrangiato e diretto dal nostro maestro Moreno Corazzini. Questa banda riesce a fare musica leggera, musica contemporanea, è stata rifondata nel 2007, è una banda secolare, le sue origini risalgono al 1890. Ha avuto i grandi successi. Non ultimo abbiamo rappresentato l'Italia in occasione del Festival Internazionale delle Bande a Giulianova, classificati al terzo posto. La banda è composta da circa 60 componenti, abbiamo musicanti di tutte le età, di tutte le professioni, riusciamo a fare scuola musica 2 volte a settimana, abbiamo molti allievi, bambini di 5 anni, 6 anni che già hanno voluto iniziare a intraprendere questa bella attività e noi siamo soddisfatti. Tutto sotto la direzione del nostro maestro Moreno Corazzini, che non smetterò mai di ringraziare, che ha fatto tanto e insomma ci ha portato a un livello prestigiosissimo. Poggio Bustone donò il Natale a cittadini illustri, politici, artigiani e capomastri, poeti, cantautori e musicisti, primo fra tutti fu Lucio Battisti. Veniteci a trovare, buona gente. E sono tanti i pellegrini che ogni anno giungono a Poggio Bustone. Ascoltiamo la signora Maria Teresa. Noi veniamo dalla Sicilia, da Ragusa, e quest'anno abbiamo deciso, un gruppo di amici, siamo in 8, di rifare il percorso della Valle Reatina, la cosiddetta Valle Santa, dove ci sono i 4 principali santuari francescani. Poggio Bustone è uno dei importanti santuari, uno dei momenti molto intimi è il Sacro Speco. Io personalmente è la 4ª volta che ritorno infatti al Sacro Speco, perché si vive un'esperienza spirituale molto profonda. Abbiamo pernottato, questa è una bellissima esperienza presso il santuario. Ieri sera abbiamo vissuto anche l'esperienza della fiaccolata, che è stata molto affascinante. Gli asinelli sono stati i nostri compagni di viaggio e anche punti di appoggio per i nostri bagagli. Anche questa è un'esperienza molto bella, perché per 4 giorni si vive a contatto con la natura, non si prendono mezzi pubblici, si vive a contatto con gli animali, che sono degli ottimi compagni di viaggio, e quindi consiglio a tutti da vivere questa esperienza. Guarda altri muli! Venitelo voi, vi faccio vedere dal passato San Francesco, vi faccio vedere San Ginocchiato, vi invito a casa mia, vi aspetto, venite a casa mia. La Valle Santa Reatina e Poggio Bustone vi aspettano. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Pace e bene!